Non è sempre vero che ad un elevato numero di presenze in città corrisponde un altrettanto positivo volume di affari. A porre l'attenzione sull'altra faccia della medaglia sono i commercianti e imprenditori di Piazza San Marco a Venezia, che per queste festività natalizie lamentano un bilancio magro e poco entusiasmante, di grande sofferenza per tutte le attività di alto livello. È mancato in città, insomma, un turismo più di qualità e con maggiore disponibilità economica. Eccoci pronti per il bilancio di queste festività natalizie che Venezia invasa, ma purtroppo del solito turismo mordi e fuggi, e invece il turismo insomma, di qualità si è concentrato nei 2 o 3 giorni intorno al Capodanno. Setrak Tokazian, socio fondatore dell'associazione Piazza San Marco e profondo conoscitore della città, aggiunge alcuni dettagli. Il turismo a mordi e fuggi, insomma, non serve a molto. Tutte le attività commerciali veneziane hanno sofferto molto perché quest'anno proprio il lavoro è stato molto blando. Purtroppo questo turismo che continua a imperversare a Venezia dalle zone limitrofe con passaggi giornalieri, purtroppo alle attività commerciali non porta a niente, ma penso anche alla maggior parte della città non è di aiuto purtroppo.